sono nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona. Con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona. Con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona. Con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Canterò della tua bontà. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tu, Signore, sei re. Gesù,
Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino, gloria a Dio, che benedizione poter essere qui con voi stamattina, innalzando il santo nome del Signore. Glória a Dio, hoje 26 de novembro de 2024, martedì, stiamo iniziando questa preghiera e vogliamo ringraziare Dio di questa grandissima opportunità, perché è un privilegio avere un appuntamento con il Signore ogni mattina. È molto bello essere insieme in preghiera e vorrei ringraziare Dio per la tua vita, perché tu sei qui con noi partecipando di questa preghiera. Se tu non sei ancora iscritto su questo canale, vorrei invitarti a iscrever-se, faz a tua iscrizione, pigia sul campanello delle notifiche e attiva tutte le notifiche, così ogni mattina che noi siamo qua trasmettendo la preghiera o aggiungiamo un contenuto, tu riceverai la notifica e potrai vedere subito quello che abbiamo aggiunto. Quindi vi prego di iscriversi, siamo 900 persone in preghiera, gloria a Dio. E vogliamo ringraziare il Signore di questa grandissima opportunità che il Signore ci dà. Oggi una mattina speciale, stiamo già finendo l'anno e io vorrei parlare stamattina di una cosa che è l'ingiustizia. Chi non è mai stato ingiustizato? Chi non ha mai subito un'ingiustizia? La Bibbia parla di ingiustizia come mancanza di giustizia, l'assenza di giustizia, perché è così. L'ingiustizia è l'assenza della giustizia. E cos'è giusto e cos'è ingiusto? Cos'è giusto e cos'è ingiusto? A volte noi non sappiamo dire cos'è giusto o ingiusto, perché il nostro modo di valutare giustizia e ingiustizia, giusto e ingiusto, è tramite la nostra cosmovisione. Non so qual è la tua cosmovisione, ma noi abbiamo la cosmovisione biblica. Cos'è la cosmovisione biblica? È il modo di vedere tutto. È come se mettessimo una lente per vedere, però questa lente che mettiamo è la lente della parola. Quindi la parola è ciò che ci fa avere una definizione di giustizia e ingiustizia. La parola è il punto zero per vedere un livello, per vedere se una parete, se un quadro, qualsiasi cosa è a livello, allora c'è un punto zero. E la parola è questo punto, dove tutto ciò che è giù e tutto ciò che è su deve essere misurato tramite questo punto. Quindi la cosmovisione biblica è mettere le lenti della parola. E vedendo tramite la parola, la Bibbia parla di Saulo che insieme a Sila, suo compagno di preghiera, era a Filippo di Cesarea, quando andava lì in quella città a evangelizzare, faceva l'opera del Signore, e ogni giorno quella ragazza
lo elogiava, diciamo così. Questi uomini sono uomini di Dio. Ma che bello, no? Questa parola è molto interessante, questo modo di parlare. Allora Paolo poteva dire grazie di questa parola, grazie di questo che tu hai detto, grazie perché ci hai detto così, ci hai menzionato di questo modo. Primo giorno, secondo giorno, terzo giorno. Però in un certo punto Paolo ha sgridato lo spirito di indovinazione che aveva in quella ragazza e lo ha liberata. Fratelli, quella ragazza serviva di guadagno per i suoi signori. Quella ragazza era come un oggetto di lucro per i suoi signori. Paolo ha fatto un bene, ha liberato quella ragazza. Ma la Bibbia dice che subito dopo lui e il suo compagno Sila sono stati messi in prigione perché hanno liberato quella ragazza. Io non so cosa pensate, io non so se vediamo questo come giusto. Come tu vedi questo? Nell'ottica biblica, nella cosmovisione biblica, Paolo ha liberato una ragazza che era posseduta. Quella ragazza è stata liberata, però Paolo ha subito con suo compagno una prigione per causa del beneficio che ha fatto nella vita di quella ragazza. Perché lui ha fatto un beneficio alla ragazza, ma ha causato un danno ai suoi padroni. Perché? Perché quella ragazza, tramite suo male, guadagnava. Il male guadagna tramite il male. Ma se noi vogliamo vincere il male, dobbiamo fare il bene. Perché il male non si vince con il male. Il male si vince con il bene. Se tu stai, fratelli, pensando, se tu stai, fratello, pensando di fare male perché qualcuno ti ha fatto male, io vorrei consigliarti stamattina di fare il bene a questa persona. Ah, ma mi ha trattato male, mi ha risposto male, mi ha parlato male. Cerca di parlare bene, di trattare bene, di rispondere bene, di fare il bene. Tu non perderai niente. Ma pastore, tu stai dicendo che Paolo ha fatto il bene e è andato in prigione. È vero. È vero. È andato in prigione. Ma il Signore è giusto e conosce tutto. Fratelli, io vi dico stamattina che tutto è sotto lo sguardo del Signore.
tutto, esattamente tutto. Dio vede tutto. Dio ascolta tutto. Molte volte noi pensiamo, alleluia, Dio, tu non stai vedendo questo? Dio, tu non hai ascoltato ciò che ho ascoltato, questa parola? Signore, Dio vede tutto. Io ripeto, Dio vede tutto. Dio ascolta tutto. La Bibbia dice che Paolo era in prigione con Sila perché ha fatto il bene. Se dobbiamo affrontare una prigione, un colpo, una botta, qualsiasi cosa, sia perché abbiamo fatto il bene. Perché è meglio essere visto da Dio di che dagli uomini. Se tu devi affrontare un danno, lo affronti perché hai promosso il bene, perché hai fatto il bene, perché sei stato agente del bene. È vero, Paolo è stato picchiato, incatenato, era in prigione, ma la Bibbia dice che alla mezzanotte lui non era lì a lamentarsi, lui non era lì a piangere dicendo tu mi hai abbandonato, Signore. No, lui era lì a glorificare il nome del Signore. E la Bibbia dice che alla mezzanotte, mentre Paolo e Sila cantavano e pregavano, un terremoto, alleluia, un terremoto. Tu sei pronto per il terremoto di Dio? Alleluia! Il terremoto di Dio ti toglierà dalle mani dei malvagi. Il terremoto di Dio ti toglierà dalla prigione del malfattori. Il terremoto di Dio ti toglierà dalle mani del sanguinari. Alleluia! Tu sei pronto per il terremoto di Dio? Perché Dio sta vedendo tutto. Dio sta considerando tutto. È tutto sotto il suo sguardo e Lui ha visto. Lui ha visto, Lui ha sentito. Lui ha sentito. Preparati per il terremoto di Dio, perché il terremoto di Dio ti toglierà da questa prigione, da questa catena, da questa situazione. Il terremoto di Dio. E la Bibbia dice che le porte non hanno potuto rimanere chiuse, non sono rimaste chiuse. Quando il terremoto di Dio è successo lì, tutte le porte si sono aperte. Tu puoi dire amen? Alleluia! Preparati perché le porte si apriranno. I prigionieri diventeranno liberi. Ma prima dà il bene come contraccambio del male che ti stanno facendo. Alleluia. Seguiamo in preghiera, fratelli. Esta mattina nella piazza dell'Isolotto, vicino alla passerella dell'Isolotto, abbiamo evangelizzazione qua a Firenze. I fratelli della base di Firenze, Porta al Prato,
saranno con noi lì evangelizzando. Alle 10 alla passerella di Isolotto vorrei invitare a tutti i miei fratelli per partecipare. Noi abbiamo già i volantini di fine anno e abbiamo già il calendario 2025 per evangelizzare. Venite a partecipare di questa evangelizzazione, pregate per noi perché il Signore ci dia una parola potente, condimentata per la gloria del suo nome, perché ogni persona che sentirà la parola, che riceverà il volantino, possa essere toccata dallo Spirito Santo. Amen? Gloria a Dio. Preghiamo al Signore. Io oggi ho saltato ogni presentazione, ma mi conoscete già, ma devo seguire la regola. Io sono il pastore Victor Lopez, sono per la misericordia di Dio il coordinatore della missione delle Sheadamit in Italia e siamo qua ogni mattina di martedì e giovedì su questo canale di YouTube trasmettendo la preghiera del mattino. Che Dio ti benedica, grazie della tua partecipazione. Se tu non hai lasciato ancora il tuo mi piace, ti prego, lascia il tuo mi piace e condivide questa preghiera, questo link con altre persone. Che Dio ti benedica. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli di Sheadamit. Che Dio benedica tutti i miei fratelli di Sheadamit, dei settori ecclesiastici di Sheadamit. Settore 01 della provincia di Firenze, settore 02 della provincia di Pisa e settore 03 della provincia di Verona. Un abbraccio ai nostri missionari, che Dio vi benedica abbondantemente, che Dio benedica tutti i nostri cari fratelli operai, membri di Sheadamit in ogni provincia, in ogni settore ecclesiastico. Che Dio benedica tutti, in nome di Gesù. Ricevete il mio abbraccio. Anche i miei fratelli che sono in Italia, fratelli d'Italia, dal nord a sud Italia. Che il Signore vi benedica abbondantemente, che il Signore risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Un abbraccio ai miei fratelli dell'Europa, che sono con noi connessi. Che Dio benedica la nostra missionaria Mirella, che Dio benedica il nostro fratello Marco di Spagna. Continuiamo in preghiera per tutti i nostri fratelli, preghiamo per i nostri fratelli tedeschi. Il 5 dicembre riceviamo la nuova famiglia missionaria che coopererà con la missione lì in Monaco. Preghiamo per loro che arrivano a Firenze il 5 e il 13 partono a Monaco per dare continuità, appoggio e collaborazione alla missione dell'arca missionaria in Germania. Preghiamo per loro. Amen. Pastore Renato, sua moglie e i suoi figli. Preghiamo per loro. Seguiteci su Instagram. Vorrei chiedervi di seguirci. Mamma mia, difficile. Seguiteci. Mandate anche su WhatsApp i vostri suggerimenti, le vostre richieste di preghiera, la vostra testimonianza, un audio, un video, come volete, ok? Il nostro numero di WhatsApp è +39, che è il codice d'Italia, 351 360 4320. Questo è il nostro WhatsApp che potete contattarci. Vorrei anche ringraziare ai nostri fratelli che cooperano, contribuiscono e mantengono l'opera missionaria. Che Dio vi benedica. Vorrei invitarti a partecipare della campagna missionaria 2025. Qui è nostro barattolo. I fratelli hanno preso questo proposito missionario. Abbiamo 2 barattoli, questo grande e quello più piccolo, e ognuno fa come
ha proposto nel suo cuore partecipando di questa meta missionaria, questo obiettivo missionario. E qui abbiamo la costruzione, vedete i mattoni, il mio proposito missionario, qui noi scriviamo il valore che arriveremo e ogni mese mettiamo qui i valori che abbiamo messo per arrivare fino all'obiettivo, che è la ristrutturazione del palazzo missionario a Montecherboli Pomarante. Il palazzo missionario a Montecherboli Pomarante è un progetto missionario che è nei nostri cuori, perché non è nel mio cuore, è nei cuori di tutti i fratelli di Shea Adamiti, che lì si svolgerà una casa missionaria per i ragazzi che studiano la missione, per i religiosi che vogliono uscire dall'ordine religiosa e diventare missionari con noi. Quindi lì abbiamo proprio un posto di accoglienza per i fratelli che vogliono vivere la missione, non perché io non voglio passare una settimana lì per riposarmi, per questo. Lì è un campo di battaglia, io dico sempre, un vivaio, e noi abbiamo quel palazzo come preparazione per la missione, e di quel palazzo saranno preparati molti missionari per le città, per i paesi in Italia e anche fuori Italia, per la gloria di Dio. Contribuite con questo progetto, dobbiamo ristrutturare tutto questo palazzo, sono 2 piani, piano terra, primo piano e secondo piano, più il tetto da rifare con tutti gli infissi, adattare tutto, e avremo lì un bello spazio anche per fare immersione missionaria, raduno con le famiglie. Sarà bellissimo quel posto per il svolgimento dell'opera missionaria. Che Dio vi benedica, i miei fratelli che contribuiscono e partecipano di questa missione con noi. Preghiamo al Signore, pregate, vorrei chiedervi preghiera per questa mattina di evangelizzazione. Ieri abbiamo dato uno start con la preghiera degli uomini, un incontro settimanale, abbiamo adesso un incontro settimanale ogni lunedì dalle 10 alle 10:30 di sera. Noi abbiamo questo incontro con questi uomini che vogliono avvicinarsi del Signore, e ieri sera è stato bellissimo. E se tu conosci un uomo e lo puoi dire, guarda che ogni lunedì il pastore sta radunando solo gli uomini, e quindi ogni lunedì abbiamo una convocazione, una santa convocazione ai santi vocazionati. Ogni lunedì dalle 10 alle 10:30 della sera una santa convocazione ai santi vocazionati. Preghiamo al Signore per questi uomini, preghiamo per la missione, per i nostri missionari, per i concerti di fine anno che ci saranno nelle basi missionarie. Preghiamo perché il Signore possa benedire ogni famiglia, ogni casa, per la gloria del Signore. Amen. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, in questo momento siamo qua stamattina e vogliamo ringraziarti di questa opportunità felice, del privilegio che ci dai di essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo e potente nome. Grazie, Signore, perché la terra è tua, e se la terra è tua, tu hai controllo di tutto. Grazie perché tu non perdi mai il controllo della situazione, delle nostre vite, perché tu sei al di sopra di ciascuno di noi, di tutte le cose. Il tuo trono è sovrano, irremovibile. Il tuo trono, Signore, nessuno può muovere, cambiare, distruggere, annullare, anche se non ti consideri, anche se non ti conosci. Ma ti prego, Signore, che esta mattina tu possa riempirci di unzione, una porzione spirituale
ci riempia stamattina come la porzione doppiata, raddoppiata che ha ricevuto Eliseo. Oh Signore, dacci questa porzione che ha ricevuto Eliseo per proclamare la tua parola, per annunziare il tuo Vangelo, per dichiarare la tua sovranità sopra di noi, sopra gli uomini. Signore, ti consacro questo giorno, l'evangelizzazione che si farà, tutto il progetto che sarà svolto questa giornata, sia la distribuzione di alimento, sia la classe di italiano. Ti prego, Signore, che tu possa agire, che tu possa fare ciò che noi non possiamo, che il tuo nome sia glorificato, che tu possa, Signore, aggiungere anime al tuo regno tramite la predicazione della parola. Signore, in nome di Gesù, guarisce questo cuore ferito, guarisce questa anima angosciata, triste, abbattuta. Alza questo uomo caduto, questa donna che si trova per terra. Rialza oggi, Signore, questo profeta, questo predicatore. Vedi quello che ha desiderio, Signore, di fare la tua opera, quel che ha desiderio di servirti, ma si trova impossibilitato. Ti prego, Signore, per la Samuela stamattina, che tu possa, Signore, dare a lei possibilità, che tu possa, Signore, fare ciò che lei non riesce a fare, in nome di Gesù, Signore, che tu possa abbracciarla in questo giorno. Ti prego per ogni fratello, ogni sorella che sono connessi con noi, quelli che non ci sono, ma ti prego che tu possa agire, che tu possa fare, che tu possa risvegliare, in nome di Gesù, Signore. Benedice le basi missionarie, benedice il progetto missionario in ogni base, i nostri missionari, dà salute a loro, saggezza, unzione, autorità, Signore, in nome di Gesù, Signore, che ognuno sia strumento tuo in ogni base, Signore, per annunzio, per ravvedimento di ogni città, di ogni popolo, di ogni nazione. In nome di Gesù, Padre, ti prego per il viaggio del pastore Renato con la sua famiglia, che sia un viaggio tranquillo di pace, per il viaggio di Anderson, Signore, che sia un viaggio tranquillo di pace, che loro possano passare tranquillamente e attraversare la frontiera con la tua benedizione, Signore, che i tuoi angeli siano attorno a loro a proteggerli, in nome di Gesù, Signore. Ti prego, Padre, per Josiane, per tutto il progetto, per i suoi documenti. Ti prego, Signore, per il vivaio missionario. Ti ringrazio per gli alunni di questa ultima classe. Ti prego, Signore, per questi alunni nuovi che avremo, che studieranno il Vangelo, i Vangeli con noi, Signore. Ti prego che questi alunni abbiano veramente la disponibilità, la voglia, il desiderio di crescere spiritualmente imparando la tua parola con una cosmovisione biblica missionaria. In nome di Gesù, Signore, che possiamo avere tantissimi alunni in questa scuola missionaria, perché questi alunni diventeranno agenti tuoi attivi nel tuo regno, Signore. Ti prego per la ristrutturazione del palazzo a Monticerboli Pomarance, Signore. Ti prego di provvedere a ogni necessità, Signore, per le basi missionarie in questa fine anno, Signore, dove noi abbiamo tanti programmi di evangelizzazione e che noi non guardiamo la spesa che avremo per farla, ma noi siamo chiamati per fare, e tu provvederai a ogni bisogno per il svolgimento dell'evangelizzazione e dei progetti di fine anno nelle basi missionarie, Signore. Ti prego per ogni concerto di fine anno, che sia veramente un incontro evangelistico, dove noi presenteremo te, Gesù, nostro Salvatore,
Eu te prego che tu possa toccare, Spirito Santo, nei cuori di ogni persona, facendo che loro si ravvedano e si consegnino completamente a Gesù nostro Signore, che è il ponte, il mediatore, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Ti prego, Signore, stamattina per le famiglie che sono in lutto, per le famiglie che sono abbattute, ti prego di restaurare, che la tua gioia possa coinvolgere le persone, Signore, che la tua gioia possa riempire i cuori e che tutti noi possiamo essere coinvolti di questa gioia, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Ti prego, Signore, stamattina per i malati, per quelli che si trovano in ospedale, per i neofiti, ti prego per Paolo, ti prego per Jesus, ti prego, Signore, per la Mafalda, ti prego per la Teresa, loro che questa domenica scorsa hanno confessato pubblicamente Gesù Cristo come Signore e Salvatore della loro vita. Ti prego di fare una completezza nella loro vita, che la tua opera sia completa e che loro possano essere liberati, trasformati completamente dalla tua parola e dal tuo spirito, Signore, che abbiano una vita nuova e che camminino in novità di vita, Signore, per la gloria del tuo nome. Ti prego che tu ci dia umiltà, sensibilità e che possiamo perseverare, Signore, nella tua parola, nella preghiera, nella condivisione, nel rompere il pane, nella comunione e nell'amore fraterno. Spirito Santo, abbraccia questa anima oggi, Signore, riscalda questo cuore, Signore, per la missione. Questa persona che ha una chiamata, ti prego, Signore, per Pastore Davide, per la missionaria Lia, ti prego, Signore, per gli uomini che si radunano adesso ogni lunedì per pregare. Signore, ti prego che loro possano avere un'esperienza profonda con te, che questi primi passi siano soltanto primi passi di una lunga giornata spirituale che avranno con te, Signore. Ti prego per la mensa, oh Signore, ogni martedì, mercoledì, giovedì e domenica e anche venerdì che abbiamo a Pisa. Ti prego, Signore, che tu possa provvedere operai, servitori per la tua opera, Signore. In nome di Gesù, continua a fare ciò che noi non possiamo. Signore, che il tuo nome sia glorificato e che tu possa, Signore, soffiare il tuo vento potente, ravvivando, Signore, ogni persona, perché possiamo essere un esercito di annunciatore di buone notizie. In nome di Gesù benedice, Signore, questa mattina di evangelizzazione, che tutte le persone possano ricevere la tua parola e essere toccate e essere impattate dalla tua parola. Ti prego, Signore, che tu possa formare diaconi, che tu possa consacrare uomini, diaconi, servitori, per esercitare la diaconia nella tua chiesa, nella tua opera. Uomini santi, irreprensibili, uomini pieni di Spirito Santo, uomini che dominano la parola, uomini che sono profondi nella preghiera, che non sono superficiali, ma che hanno un rapporto con te, Signore, che sono intimi tuoi, Signore. In nome di Gesù ti prego che questo uomo sia santificato, perché possa santificare la sua casa. In nome di Gesù, Padre, continua con noi, benedice i miei fratelli che fanno la missione anche all'estero, la missionaria Mirella, sia con la tua serva, Signore, sia con Pastore Versosa in Portogallo, sia con il Pastore Everaldo, la missionaria Erotilde in Germania, anche con la nuova famiglia missionaria. Signore, ti prego, Padre, che tu possa benedire il Pastore Marcelo e la sua famiglia a Londra, che tu possa glorificare il tuo nome tramite questi missionari e tanti altri che non conosco, Signore. Benedice la tua opera in Italia, in nome di Gesù, Padre, ti prego e ti ringrazio. Amen e amen.
Gloria a Dio. Fratelli miei, preparatevi per 2025 vivere una esperienza profonda con la parola di Dio in una cosmovisione biblica missionaria. Il vivaio missionario è la scuola biblica, è il seminario biblico, teologico, missionario di Sheadamiti. E questa scuola biblica, questo seminario promuove delle lezioni profonde della parola di Dio per preparazione. L'obiettivo è la preparazione, la formazione dei credenti perché loro diventino discepoli e questi discepoli possano, avendo la chiamata, diventare operai e missionari. Ma il primo passo è diventare discepolo e quindi noi avremo questa 2025 il seminario del discepolato. Questo discepolato è la preparazione dei credenti perché loro vivono questa esperienza profonda con i Vangeli. Quindi noi avremo un percorso di 12 mesi tramite il vivaio missionario. Questo corso è 100% online tramite la piattaforma di Google Meet e se tu vuoi partecipare, iscreversi a questo corso, mandaci un messaggio su questo numero di WhatsApp 351 360 4320. Questo corso sarà un corso sviluppato una volta alla settimana. Noi ci incontreremo una volta alla settimana e avremo la lezione di quella settimana e studieremo il Vangelo di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Durante 4 periodi che saranno 12 mesi, noi avremo questa ricca porzione spirituale che riceveremo. È in italiano, i fratelli possano partecipare. Se tu hai desiderio di approfondirti sulla parola di Dio, hai questa possibilità. Quindi i fratelli devono iscriversi tramite questo WhatsApp, manda il messaggio dicendo voglio iscrivermi e adesso quando manderai il messaggio riceverai anche un altro messaggio con tutta la regola per iscriversi, come tu puoi fare per iscriversi e con tutto il dettaglio del programma. Avremo un materiale che è un materiale fisico, che sono i libri, sono 4 libri che noi studieremo durante questo periodo di immersione, ok? Quindi vi invito a iscriversi. Il corso dei Vangeli è un corso molto importante, ricchissimo e sarà un investimento che tu farai per la tua vita spirituale e questo programma io vorrei chiamare di immersione, una immersione ai Vangeli, ok? È un programma importantissimo per la tua vita spirituale. Tu farai un investimento molto importante per te e certamente alla fine vedrai che è valsa la pena tutto ciò che tu hai investito. Amen? Che Dio ti benedica e non dimenticare questo programma 2025, una immersione ai Vangeli dove noi avremo questa porzione spirituale. Sarà 100% online e i fratelli potranno partecipare da ogni parte, da ovunque sia, tu potrai partecipare. Quindi mandaci il messaggio tramite il nostro numero di WhatsApp e chiedi di iscriverti. Dice: io vorrei iscrivermi al corso del vivaio missionario immersione ai Vangeli, e quindi
riceverai tutte le regole e come puoi fare per iscriversi. Che Dio ti benedica, vi auguro una giornata benedetta nella presenza del Signore. La nostra lettura di oggi è Salmo 24. Leggiamo Salmo 24. Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo ed i suoi abitanti, perciò che Egli l'ha fondata sopra i mari e l'ha fermata sopra i fiumi. Chi salirà al monte del Signore? E chi starà nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, il qual non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Un tale riceverà benedizione dal Signore e giustizia dall'Iddio della sua salute. Tale è la generazione di quelli che lo ricercano. Tale è Giacobbe che cerca la tua faccia, o Dio. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signore forte e possente, il Signore poderoso in battaglia. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signore degli eserciti. Esso è il Re di gloria. Buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione del Divino Spirito Santo siano con tutti noi, oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui, mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato
E oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto. Come un fiume di vero amor, graziosa grazia, eterno amor, è come un fiume di vero amor, grandiosa grazia.